i migliori con la sfida tra Marco Belotti e Mirko Di Tora. C'è anche iscritto Marco Orsi, ma vedremo se deciderà di disputare la finale dei 50 Delfino, la serie principale. Qui le corsie occupate sono dalla 1 alla 10, quindi al gran completo. Esatto, per cercare di snellire il programma la federazione ha chiesto e ottenuto ovviamente di gareggiare su tutte e 10 le corsie, un esperimento già effettuato in passato, per cui diciamo il numero di concorrenti dipende dal numero di iscritti. Partenza molto buona a centrovasca per Benatti è un programma molto denso nel campionato italiano che va dal Delfino allo stile libero. Eccolo, Benatti 24 netto davanti a Ferroni 24,19, dunque nuovo riferimento il tempo di Lorenzo Benatti, il 24enne dell'Aniene, in attesa della prima serie, la serie 1 che arriva per terza in ordine cronologico, ma è la serie 1 perché la più importante è quella con i migliori crono di ingresso. Qui intanto il replay proposto da Marco Spoletini verso la virata e poi con il ritorno sulla piastra all'arrivo. In corsia 3 non c'è Marco Orsi, come poteva essere prevedibile, come sospettavamo. Ci si iscrive e poi vengono fatte le valutazioni del caso sul tipo di gara da affrontare oppure su quale gara sacrificare. In ogni caso Marco è molto competitivo in ogni prova di sprint, fatta eccezione per la Rana, mi ha visto gareggiare all'interno dei campionati italiani anche ad Orso con risultati decisamente incoraggianti. Insomma è pur sempre un atleta, un nome, un uomo che fa un certo timore agli sprinter di settore quando va nell'invasione quando cerca di allargare i suoi confini. In prima corsia Niccolò Beni, Marco Belotti, il primatista italiano. In seconda corsia 3 libera non c'è Marco Orsi e poi Piero Codia, Paolo Facchinelli, Mattia Nalesso, Stefano Pizzamiglio, Joseph Natullo, Rudy Goldin e Mirko Di Tora, pluricampione italiano del dorso, che gareggia in questi 50 Delfino in corsia 10. E qui vediamo la partenza abbastanza aggressiva da parte di Natullo in corsia 8, parte opposta verso la piastra d'arrivo, lo sprint per il titolo italiano nei 50 Delfino. Sensibile il vantaggio di Natullo al centro della vasca, però in corsia 5 il recupero di Facchinelli 23,50 e campione italiano davanti a Nalesso, e poi Belotti 23,50 che non serve per migliorare il primato italiano, che rimane dunque a 23,21. Molto nervosa l'azione di Facchinelli, però un Delfino a una velocità decisamente superiore rispetto agli avversari. Si è visto già dalla virata dei 25 metri come sia uscito con forte decisione, un atleta che si è rivelato tardi nel campo del panorama italiano, ma che quest'anno sta lavorando molto bene, con una convinzione superiore rispetto alle stagioni passate. C'è un anno e mezzo per preparare l'Olimpiade, ma vedo Elisabetta che lo sta già catturando. Sì, nel frattempo lui riprende fiato. Paolo, complimenti per questo titolo. Grazie. Come stai vivendo tu questa situazione?